Ciao ragazzi, è ancora vuoto qui a Bovolone il piazzale Aldo Moro, ma tempo qualche giorno e cambierà completamente aspetto, perché qui sarà ospitata la 743esima edizione della Fiera Agricola di San Biagio, una delle più antiche d'Italia e del Veneto. E allora tutto questo vuoto sarà riempito da decine e decine di espositori, perché per Bovolone la fiera non è un evento, è l'evento, con la E maiuscola. Anche perché non si tratterà soltanto di una sfilata del meglio del comparto tecnologico agricolo, quindi uno degli appuntamenti notoriamente più attesi dagli operatori del settore in tutto il circondario. In questa occasione sarà anche il modo per affermare un primato di Bovolone forse sconosciuto ai più rispetto al ben più noto primato che lega Bovolone al mobile in stile. Questa sarà anche e soprattutto la Fiera dei Sapori, i sapori del territorio, perché si chiamerà proprio così la grande tensostruttura che verrà montata qui e che ospiterà decine di produttori del mondo agroalimentare di qualità, residenti nella zona, a Bovolone e nell'immediato circondario, quindi formaggi, pasta, vino, salumi, birra, insomma una carrellata di delizie che rappresenteranno il fiore all'occhiello dell'edizione 743. E il primato consiste proprio in questo, nel ritorno a una consapevolezza che forse nel corso dei decenni si è un po' affievolita per Bovolone, la riscoperta della vocazione agricola, quella che per tanti decenni ha fatto sì che l'attività monitoria fosse particolarmente importante e intensa in questo territorio, perché le farine, che da qui nascevano, erano poi lo starter per l'alimentazione umana nelle campagne come nei centri abitati e poi nel corso del tempo sono diventate anche la chiave, l'elemento principe per lo sviluppo di attività di trasformazione che ora sono profondamente radicate, hanno portato lavoro, sviluppo e civiltà. E l'esempio forse più eloquente per questa città è il biscottificio di Bovolone, che ha dato da lavorare a decine e decine di famiglie, ma sono tante le realtà di trasformazione presenti sul territorio. Alcune saranno anche in fiera e io ve le racconterò, prima andandole a trovare, carpendo l'essenza della loro attività, e anche durante, perché seguirò la fiera durante tutto il suo svolgimento, soprattutto nel settore dell'agroalimentare. E il salone dedicato ai sapori del territorio servirà proprio a questo, a tornare a mettere al centro la cultura del saper fare legata al mondo del cibo, con un messaggio importante racchiuso nello spot che accompagna la Fiera di San Biagio: seminare speranze per raccogliere futuro.